mia fortuna finì nel 45 con una pallottolana alla gamba. Quella mi fermò. Prima all'ospedale e poi in licenza per il mese, così tornai a casa. Almeno per un po'. Vito! Qui sono! Joe! Ehi! Bentornato a casa! Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina. È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Eccola. Empire Bay. Dimmi, ti manca? Salve ragazzi e bentornati su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi è sempre il vostro Mike94 che vi presenterà la seconda puntata di Mafia 2. Spero che vi sia piaciuta la prima e io faccio i saluti, cioè inizio a salutarvi, a parlare adesso perché ora credo di starmi zitto perché voglio farvi godere a meglio i dialoghi e poi il video successivo e poi chiaramente iniziamo con il gameplay. Diciamo che queste prime due, massimo 3 puntate ci sarà poco commentary, poco dialogo, ma perché ci sta molto da vedere, molti video e spero di farvi godere appieno questo gioco che secondo me, come ho già detto nella prima puntata, è fatto molto bene e vi lascio alla visione. Certo che mi manca. Anche se non è che mi ha trattato bene, ma è sempre meglio di una trincea. Ma sto tempo di merda. Dicono che è l'inverno più rigido di sempre. Secondo i giornali durerà ancora per settimane. Ma non preoccuparti. Vedrai che un drink ti scalda. Da quanto tempo non beviamo insieme? 2 anni? Quasi 3. Era il party di Tony Sacchelli, vero? Andiamo, vedo, so. L'ultimo drink insieme è stato dopo il funerale del tuo vecchio. Poco prima della tua partenza. Te lo ricordi, no? Non sono passati neanche 5 minuti e già parliamo della morte di mio padre. Cambiamo argomento, ti va? Mio amico, com'era da quelle parti? Leggevo sempre i giornali per vedere cosa succedeva laggiù. E sai quanto odio leggere. Già, lo so. Gli avete fatto il culo a Mussolini, vero? Più o meno. Ci ha dato una mano un certo Don Calò. Ma dai, Don Calò, so chi è. Davvero? Sicuro. Conosco della gente come lui qui, mafiosi. Se lavori per loro sei a posto, se li fai incazzare sei morto. Ti sei dato da fare, eh? Già, hai avuto una medaglia, giusto? Dal vecchio Patton in persona. Oh, allora sei un vero eroe di guerra, eh? E poi cosa hai fatto? Ti sei scopato un paio di siciliani e sei tornato a casa, eh? Sì, come no? Il vecchio paese. Da queste parti ti puoi fottere qualunque cosa che respira, non gliene frega un cazzo a nessuno. Alla salute degli Stati Uniti e al tuo ritorno. Salute. A salute, 100 anni. Com'è che sei tornato? Sei uscito prima per buona condotta? No, mi sono preso una pallottola, sono stato un po' in ospedale e ora sono in licenza. Oh, aspetta, vuoi dire che devi ritornare là? E che cosa pensavi? Non è ancora finita. Ma tu non puoi tornarci, vero? Certo che no, ma che ci posso fare? Un minuto, aspetta qui. Ehi Giuseppe, sono Joe. Ti ricordi il favore della settimana scorsa? Il suo nome è Vito Scaletta. Grazie Giuseppe, va bene, a dopo. Ok, senti qui. Pare che la tua ferita sia molto più seria di quanto sembrava. E i dottori dicono che non puoi più combattere. Eh? Oh, ehi, non dirmi che... Come ti ho detto le mie conoscenze, avrai tutte le carte ufficiali domani. Quando si tratta di avere i timbri e le firme, è solo questione dei soldi. Stai scherzando, vero? Non è un po' pericoloso? Sai, sono io che rischio di finire in galera. E come faccio a pagare? L'ho pensato io. Prendilo come regalo di bentornato a casa. E non preoccuparti, i documenti saranno puliti. Fidati. Beh, grazie. Prego, tu per me sei come un fratello. Ora puoi cominciare a pensare a quello che vuoi fare. Certo. Ma prima devo andare a casa. Va bene, vuoi un passaggio? No, grazie. Faccio 4 passi per vedere cos'è cambiato. Come vuoi. Salutami tua sorella. Dopo vieni a trovarmi. Abbiamo tante cose da dirci.
Non ci credo, mi hai fatto congedare. Grazie. Figurati, Vediamo più tardi. È bello riaverti qui. Finalmente iniziamo un po' col commentary e a giocare. Non so Eccoci quanto qui. durerà Ok, grazie, tieni il resto. questa puntata. Cercherò comunque sempre di farle non troppo lunghe queste puntate, giusto per non annoiarvi. Come abbiamo già visto, Vito ha già fatto conquiste qui. Lascialo venire. Ma sì, torniamo subito. Speriamo che vi possa piacere anche questa seconda puntata. Non siamo ancora nel vivo dell'azione, vabbè, ma è solo gli inizi. Ora abbiamo come arma una valigia, semmai. Davvero spettacolare. E anche qui, già, beh, immaginate se ci sarà qualche video, qualche commento, lo lascerò fare, lascerò vedere. Andiamo. Ciao, mamma. Vito, Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo è a casa. Non pensavo di rivederti. Quanto ti abbiamo aspettato. Sorellina, come Io e va? Francesca. Sono così vieni qui. contenta. Siediti, siediti. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Mangia, mangia. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già. Sicuro? Vito, bada a come parli. Scusa, mamma, scusa. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Provvedi anche per coloro che non ne hanno e rendici partecipi della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dovresti riposarti. La tua stanza è proprio come l'hai lasciata. Grazie. Io credo che o in questa puntata o nella prossima andremo a parlare col nostro amicone, che secondo me ci dovrà dire un po' di cosette. Dormo. Bravo, ha messo la Ci mano vediamo davanti alla domattina. bocca. Dormi Ok, bene, bambino domani. mio. Buonanotte. E non saprei. Vediamo un po' ora che dice. Qui non va bene. Devo trovare un posto dove stare. Andiamo un altro po' avanti e poi vediamo quando salutarci. Sì, ora. Ciao mamma. Allora dovrei tornare presto. A quanto pare... no. Se ne è occupato Joe per me. Joe, vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No, Ecco, vedi? Forse Joe mi ha salvato la vita. promettimi che non te caccerai in altri guai con quel Joe. Sai, tuo padre lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. È nel sindacato. Potresti parlare con lui, lavorare sodo come faceva tuo padre. Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Andiamo da giù. Come canzone del giorno vi prometto che non sarà una canzone di Pappalardo. Ci stavo pensando, lo stavo sentendo. Ma no, non è che stavo sentendo Pappalardo, stavo sentendo cosa diceva la mamma. Non me ne frega Mi niente. dispiace. Non mi Ti interessa troveremo se i te soldi. ne frega Glielo tutto quello prometto. che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi, stronzo. No! Ah, sì? Avanti, Bisogna bamboccio. l'azione. Ti faccio vedere io. Credi un duro perché spaventi una donna, avanti! Vediamo che sai fare! Ti prego, stai peggiorando le cose.
Insomma, se lo ammazziamo non le peggioriamo le cose. Minchia. Dai. Ah no. Ma non mi fa attaccare perché devo fare quello che mi dice lui. E che cazzo. Dai. Ah, ok. Posso... Dai, combatti. Per favore, Vito, non è un problema tuo. Diamo un po' di spettacolo al pubblico, dai. Grande così. Dai, ancora. Mossa finale. Affanculo! Bravo, bene, levati dalle palle! Ve ne pentirete! Tutte e due! Ma che diavolo voleva? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. I Preoccupare per riccioli. cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny. Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2000. Cosa? I coglioni. La cosa peggiore è che li rivuole tutti entro questa settimana, altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto. Chi è Non questo lo tizio? so, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito, in qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento. Come li trovo due testoni così in fretta? Scommetto che Joe può aiutarmi. Beh, direi. Ma questo nella prossima puntata. E salutiamoci qui perché sennò la puntata poi diventa troppo lunga. E spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ovviamente abbiamo capito che Vito non andrà a lavorare giù al porto e che Joe non è il bravo ragazzo che tutti noi pensiamo. E vi saluto alla prossima puntata. Un saluto da Mike94 e da Useless Video Gamer. Ciao ragazzi. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate. Di nuovo ciao ragazzi.